La pallavolo femminile di Aragona, la Mediterranea Serramenti, continua a mietere successi mantenendo ancora la vetta della classifica, battendo la pallavolo 2000 Palermo. L'allenatrice Francesca Scollo, primo allenatore nella partita giocata al palazzetto di Agrigento, ha confermato la squadra vincente con un sestetto formato dalla Vinciguerra, Sbaruffato, Cusumano, Lentini, Catalano, Scicolone, Sgaese. I setti sono finiti in vantaggio per la squadra locale con il punteggio di 25-16, 25-21, 25-22. La squadra di Aragona ha mostrato grande compattezza e determinazione con la vetta della classifica e si pensa già alle prossime due partite che saranno giocate in trasferta, merito anche della guida del presidente Nino Di Giacomo, che ha saputo costruire, grazie alla sua esperienza, una squadra giovane compatta con obiettivi certamente raggiungibili. Presidente, reduce da una bella vittoria la settimana scorsa, la squadra è in testa al campionato. Ecco, come state programmando la prossima partita? La stiamo programmando come tutte le altre, naturalmente, perché è importante mantenere sempre il ritmo, la concentrazione, e le ragazze hanno voglia sempre di stupirci con le loro belle giocate. Noi abbiamo fatto un programma per il mese di dicembre, perché ancora ci mancano in questo mese, per chiusura di anno, 3 partite. Abbiamo ora 2 partite fuori casa, la prima sabato prossimo e poi la domenica, sabato prossimo a Palermo, domenica successiva il 15 siamo a Monreale e chiuderemo poi sabato 21 in casa con il Bagheria. Quindi un trittico di partite molto impegnative, ma sicuramente le nostre ragazze saranno pronte per continuare questa scia vincente che ormai ci accompagna da 6 partite. Sabato scorso è stata una bella partita, impegnativa, avete vinto, ennesima vittoria che vi ha portato in testa al campionato. Sì, veramente già la domenica prima abbiamo fatto lo scontro con la Pomaralva, abbiamo mantenuto la classifica. Ora ecco, si vedrà il vero valore di queste ragazze, perché saranno chiamate a mantenere la cima, la testa della classifica, e sicuramente, siccome sono anche ragazzine, ecco, noi speriamo che le ragazze mature, ecco, riescano a dare quell'impulso alle giovani leve, di ragionare partita dopo partita.